Ci troviamo a Mantova, alle mie spalle la cornice del Castello di San Giorgio, che in queste settimane è al centro dell'attenzione mediatica per una particolarità, perché verso metà marzo è stato deciso, grazie a una sinergia molto efficace e molto collaborativa fra le varie amministrazioni e i volontari che hanno aiutato anche di supporto alle amministrazioni e raggiungendo l'obiettivo di spegnere le luci del Castello di San Giorgio. Questo evento è stato un po' frastornante per i mantovani abituati allo skyline della città tutto illuminato, soprattutto nelle sue parti serali, ma in realtà la motivazione che sta dietro a questa scelta è una motivazione estremamente importante. Abbiamo scoperto questa colonia di pipistrelli tra il 2009 e il 2010. Girammo intorno a Rivellino di San Nicola e entrammo dentro questa galleria allagata. E mano a mano che entravamo, ci ritrovavamo in una situazione particolare, perché iniziarono a svolazzare ci trovavamo all'interno di una nube di pipistrelli e fu talmente numerosa che ce li sentivo volare a tutto attorno, fino anche a toccarci i capelli e le orecchie. Scoprimmo nella parte più oscura, più silenziosa e anche più difficile da raggiungere una colonia di pipistrelli attaccata al soffitto, e partì la segnalazione delle autorità competenti e anche la collaborazione con la direzione del castello, che si è trovata molto disponibile alla collaborazione e con cui collaboriamo e saltuariamente andiamo a monitorare la colonia per verificare la sua presenza e il suo stato. La colonia di pipistrelli che è presente qua al Castello di San Giorgio, e precisamente si entra da quel tunnel indicato sotto il ponte di legno, è una specie che si chiama miniotteri. I miniotteri sono dei pipistrelli che sono pesati, il più grasso pesa 16 grammi, ma quando apre le ali raggiunge i 10-15 cm di apertura alare, per cui non sono enormi. Di cosa si nutrono i pipistrelli? Principalmente quelli che abbiamo qui a Mantova sono insettivori. Calcolate che un pipistrello di questa specie può divorare ogni notte 2000 zanzare. Pensate bene qual è il vantaggio di averli qui a Mantova. È una colonia numerosa, di circa 1500-2000 esemplari. L'importanza di aver spento le luci del castello è stato per evitare di interrompere un ciclo biologico che ormai da anni si ripete qui a Mantova, cioè la colonizzazione di questa importante colonia di pipistrelli in questo ambiente urbano. Il monitoraggio è stato garantito e comunque sempre stato seguito dalla dottoressa Martina Spada dell'Università Insubria di Varese, che è la nostra chiroterologa di riferimento. Oltre ai miniotteri, il Castello di San Giorgio ospita una grande biodiversità e per questo motivo nel 2015 abbiamo pensato di eleggere a monumento vivo il Castello di San Giorgio, proprio a rappresentanza di questa sua elevata biodiversità. È la casa di molte specie e per questo abbiamo invitato il dottor Locaso e a lui abbiamo consegnato l'attestato di monumento vivo. Da allora la collaborazione è sempre stata estremamente proficua e gli amici del gruppo speleologico mantovano conducono le attività di monitoraggio sulla colonia di miniotteri, mentre in qualche maniera noi ci occupiamo di monitorare il resto della fauna presente, che principalmente trattasi di avifauna. Infatti le specie che hanno così caratterizzato, le specie più importanti che caratterizzano il monumento vivo sono i rondoni, dove nidificano prevalentemente nei sottocoppi ed è all'interno delle buche pontaie che purtroppo devono condividere con i piccioni. Uno degli elementi estremamente importanti nell'intervenire appunto per cercare di far sì che i piccioni, specie estremamente dannosa per il nostro monumento storico, non vada a nidificare all'interno di quelle che vengono chiamate buche pontaie, ma che invece possano essere presenti i rondoni, è la tecnica chiamata dell'occlusione selettiva, vale a dire chiudere parzialmente le buche pontaie in modo che l'accesso al piccione sia evitato e invece sia garantito l'accesso ai nostri amici rondoni.